Terza vittima trevigiana della strada in soli 5 giorni. Alle 12:30 a Chiarano ha perso la vita un motociclista di 39 anni di origini brasiliane, Lucio Eder Zuanazzi. La sua Ducati si è scontrata con un'auto lungo la strada provinciale, via Magnadola, venendo sbalzato nel fossato. Il 39enne sposato e padre di 3 figlie è morto praticamente sul colpo. Sono stati i vigili del fuoco di Motta di Livenza e i paramedici del SUEM 118 intervenuti con ambulanza ed elisoccorso da Treviso a scendere nel fossato per imbarellare il Centauro. Inutile ogni tentativo di rianimarlo, Zuanazzi era già morto. Saranno ora i carabinieri a cercare di fare luce sulla dinamica dell'incidente e a indicare alla procura eventuali responsabilità dell'automobilista. La vittima, che abitava a Chiarano, era consulente di un'agenzia che si occupa dell'ottenimento della cittadinanza italiana a figli e nipoti di emigranti. Solo martedì mattina a morire per un incidente analogo sulla Treviso Mare, a Meolo, era stato il 40enne Walter Ross, uno dei titolari del Celtic Pub di via Roma. In A27 era morto nell'incendio della sua auto all'altezza di Mogliano un giovane autotrasportatore, il 37enne Marco Gasparotto. I suoi funerali saranno celebrati domani alle 16 a Mansuè.